Bardolino, vista con tutto questo sport, è ancora più bella. Ma è bellissima in ogni caso, ma con questa festival dello e degli sport è eccezionale. Una logistica perfetta, un'organizzazione mirabile da parte di CONI Verona, il supporto dell'amministrazione comunale, il progetto Festival il Festival per lo Sport del Veneto è supportato dalla Regione, che ringraziamo, ma è supportato soprattutto dalle federazioni, dalle organizzazioni sportive e dalle società sportive che sono presenti qui in questa sede, una delle 9 che sarà inserita nel circuito. È magnifica, 30 sport proposti, più di 60 società sportive, associazioni sportive, federazioni presenti, molti ragazzi. Questo è il nostro obiettivo, dare una risposta ai ragazzi alla loro voglia di fare sport, e noi li accoglieremo molto volentieri nel nostro mondo. Mancano ancora delle tappe, si chiuderà il 29 a Padova, però si può già dire che questo festival è un successo. Direi proprio di sì, le prime 3 tappe che abbiamo visto sono state eccezionali, con grande partecipazione, ma soprattutto con il messaggio portato di fate sport all'interno del tessuto urbano delle città, delle magnifiche città del Veneto, proprio con l'obiettivo di portare lo sport ai cittadini per poi portare i cittadini a fare sport. Quindi si può già parlare di edizione 2025? Sì, credo di sì, anche perché proprio ieri l'assessore allo sport della Regione Veneto Corazzari mi ha confermato che supporteranno l'iniziativa anche il prossimo anno. Questa giornata di sport qui a Bardolino, il Festival per lo Sport Veneto, Sindaco, mi sembra che sia andato tutto quanto alla grande. Sì, direi oltre ogni più rosea aspettativa, e questo però ci insegna una cosa, che c'è grande interesse, c'è grande disponibilità da parte delle famiglie a approcciarsi alle discipline sportive, e quindi questo deve responsabilizzarci una volta di più per cercare di avvicinare il mondo dello sport al mondo della famiglia. Quindi avanti, viva il Festival dello Sport!